Un ingorgo infinito. Buona serata. O ancora, è quello che ha comportato la tanto attesa eclissi di sole di ieri sera sul Monte Grappa. Grande la partecipazione, con turisti e cittadini arrivati anche da fuori provincia per godersi al meglio lo spettacolo. Ma, come potete vedere da queste immagini, per molti quello che doveva essere un evento da ammirare con il naso all'insù si è trasformato in una lunga attesa in auto, in mezzo a strade completamente intasate. Migliaia di persone che si sono riversate sulle strade nei punti panoramici sia della Piedemontana che sul Monte Grappa, e proprio sul Monte Grappa c'è stato un afflusso così importante che, considerate le dimensioni della strada, ha comportato inevitabilmente anche delle interruzioni del traffico e soprattutto dei blocchi legati a molte persone che poi hanno parcheggiato le auto lungo i cigli, impedendo di fatto che si snodasse la viabilità con un sistema regolare. Grandi aspettative per un evento straordinario, dunque. Aspettative purtroppo disattese, o per il traffico in tilt o per il meteo, che non era esattamente dalla parte degli spettatori. Il fatto che ci siano state tante persone inevitabilmente ha comportato anche dei disagi, non tanto qui in accesso, perché comunque il traffico già dal pomeriggio era intenso e sostenuto, qualcuno cercava anche il refrigerio legato alle alte temperature di queste giornate, ma soprattutto in fase di discesa, quando dopo magari non aver potuto vedere molto perché purtroppo le condizioni meteo hanno reso questo fenomeno non visibile in modo chiaro, è successo che tanti si siano riversati contemporaneamente in discesa, creando anche attese di mezz'ora, 40 minuti, un'ora per potersi muovere. Da una parte i disagi provocati dall'incredibile afflusso di persone, dall'altra il segnale positivo di un territorio che, anche in un giorno infrasettimanale, dimostra di avere una forte attrattività turistica. Moltissime attività commerciali ieri sera avevano registrato il sold out e di conseguenza questo non può che far piacere, perché dimostra che il nostro territorio ha comunque ancora una vivacità. Ma la polemica non è tardata ad arrivare, non solo tra i visitatori delusi. Sulla vicenda è intervenuto anche il leghista Giuseppe Paolin. Ma quella dell'eclissi sul Grappa è l'ennesima occasione persa. Da anni parliamo di MAB UNESCO, IPA, sviluppo turistico, valorizzazione culturale del Monte Grappa. Tante parole, tanti progetti, tante passerelle. Poi arriva un evento come l'eclissi, annunciato, prevedibile da mesi, capace di portare migliaia di persone sul Grappa, e ci facciamo trovare completamente impreparati. Traffico paralizzato, nessuna organizzazione, nessuna gestione dell'afflusso, e sarebbero bastati pochi volontari